Olimpiadi 2026, aspettative e timori. Come si dice? Io nel 1956 ho portato la fiaccola. La fiaccola, sì. Graziano Sabatini nel 1956 fu uno dei 4 calciatori che la Cibelluno scelse fra i migliori della sua rosa per portare la fiaccola alle Olimpiadi invernali di Cortina. Oggi sono i suoi occhi a sprigionare l'entusiasmo per questa nuova opportunità e la sua emozione è indicibile. Quel giorno che c'era la votazione, siccome ho l'ufficio qui delle assicurazioni generali, ho portato giù la fiaccola, l'ho messa sul tavolo e la gente così poteva vedere che io avevo portato la cosa, certo. Un bel evento, insomma. Quindi un'emozione personale per un ricordo certo. Personale, ma anche per la nostra provincia. Sì, senz'altro. La gioia è incontenibile. Dal giorno dell'assegnazione dei Giochi Olimpici Cortina-Milano 2026 si è riaccesa la fiamma della speranza per la rinascita della montagna bellunese. Per me è una cosa splendida, porterà vita, porterà anche un po' di sviluppo per il nostro bellunese. Aspettative e timori. Per uno che viene da Bologna? Per uno che viene da Bologna la speranza di venire a vedere qualche gara. Aspettative grandissime, finalmente possiamo avere una manifestazione grande, importante. So che i nostri uomini stanno lavorando in questo senso. I timori? Come Expo e le grandi manifestazioni hanno insegnato, la paura è che questa grande opportunità faccia gola al malaffare. Speriamo che facciano le cose fatte bene. Questo c'è da augurarsi, giusto? Ecco, che non facciano poi tutte le varie cose. Ok? Timori? Pochi, speriamo che riescano a fare tutte quelle cose che hanno promesso di fare, soprattutto la viabilità, soprattutto quello che riguarda l'organizzazione, ma io sono fiducioso.